Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del magazine di Soundtrack City con Massimo Privitera e con Marco Testoni. Allora, dunque, iniziamo subito dal... Noi ovviamente trattiamo opere o cinematografiche o televisive comunque disponibili o al cinema, direttamente al cinema, importantissimo, o sulle piattaforme digitali, e in questo caso la tua prima scelta, caro Massimo, qual è? È un film al cinema, quindi andate, tornate al cinema, che è fondamentale, ricordatelo. Allora, parlo di Amsterdam. La trama è complicatissima, si va dalla Grande Guerra all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, poi si va un po' avanti, un po' indietro, con un cast stratosferico. Cioè, vi dico soltanto, bravo, Amsterdam, musica di Daniel Pemberton. E mi focalizzo su questo film appositamente per la sua colonna sonora, perché il film di per sé è troppo discorsivo, troppo logorroico, troppo parlato, anche se ha, come vi dicevo, un cast notevolissimo, e ve lo vado a descrivere, perché già solo per questo dici uno dovrebbe andarselo curiosamente a vedere. Christian Bale, Robert De Niro, Rami Malek, famoso attore di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, Margot Robbie, bellissima, John David Washington, figlio di Daniel Washington, e Anya Taylor-Joy, scusatemi, parte il lapsus verbale, quella della regina degli scacchi, Mike Myers, travestitissimo, quasi irriconoscibile, Michael Shannon, e poi c'è Chris Rock, Zoe Saldana, Timothy Olyphant, Taylor Swift e chi più ne ha più ne metta. Il regista è pronti con David O. Russell, è stato candidato più volte come regista e come sceneggiatore, è quello che ha ovviamente diretto film di un certo livello come The Fighter, Il lato positivo, American Hustle, e però qui se la canta e se la suona perché lo scrive e lo dirige. Il problema di scriverlo è che poi a un certo punto in questa sua durata mastodontica si perde e diventa un po' noiosetto. Viene salvato soprattutto dalla parte recitativa, e questa è impeccabile, ma da chi? Dalla musica di Daniel Pemberton, che, signori, non è un autore poco importante, anzi ha un curriculum di tutto rispetto. Allora, vi dico soltanto che ha al suo attivo più di 100 colonne sonore tra televisione e cinema, ma se già vi dico del Processo ai Chicago 7, Enola Holmes, Dark Crystal, poi The Rescue e tanti altri film importanti e serie importanti, ha una sua voce, un suo stile veramente identificativo. E in questa colonna sonora devo dire che si rifà molto e benissimo, con un sinfonismo molto importante, molto quasi dannata, nel senso che richiama temi, richiama sinfonie alla Ravel, alla Debussy, e con una classe, uno stile tutto di Pemberton, però con quelle intromissioni che devo dire hanno e lasciano il segno e veramente fanno quella qualità, che quel nobilitare le immagini, quando le immagini vanno un po' a decadere dal punto di vista di narrazione o di regia stessa, in questo caso non attoriale, perché vi dico che gli attori sono stratosferici. Quindi se avete curiosità, conoscete il regista, amate questo po' di attori, andatevi ad ascoltare soprattutto questo film Amsterdam, una trama, un thriller che fa avanti e indietro, come vi dicevo, e che è ispirato a una storia vera. Allora, bene, dunque, dopo questo, come posso dire, film, cinema, passiamo a un regista che normalmente lo troviamo al cinema, ma in questo caso invece lo troviamo, questo è un documentario, stiamo parlando, lo troviamo su Now TV o su Prime. Sto parlando di Lo and Behold, un documentario di Werner Herzog. Werner Herzog, uno dei registi, cioè, del nuovo cinema tedesco, in realtà non è più, perché ormai lui e Wim Wenders hanno
come posso dire, un'età, però è quello che rinnovò insieme appunto a Wim Wenders proprio insieme anche a Fassbinder, quello che era il cinema tedesco negli anni 60, 70, 80, diciamo così. Questo è il loro anni di azione. Come dicevo, regista visionario, giustamente mi dice il buon Massimo di cambiare, eccomi qui. Allora, dicevo, regista visionario, parla per tutti una pellicola, Fiscarraldo, che io ho adorato proprio, che però in questo caso ci cimenta con il documentario in un campo che non è esattamente quello dove noi lo immaginiamo sguazzare liberamente, e cioè il mondo legato a internet, al web, il mondo immateriale. Eppure, proprio per questa sua, tra virgolette, lontananza, riesce a darci uno sguardo, un panorama su quello che eravamo, su quello che siamo e quello che saremo, dal punto di vista appunto della realtà virtuale, di tutte le possibili declinazioni che partono appunto dal mondo, dal web e da internet. Leggo un pezzo che potete trovare su Wired, che ritengo uno stralcio di questo pezzo perché ritengo proprio indicativo. Lo and Behold è qualcosa di più di un documentario che cartoccia e butta via ogni banalità riguardo al futuro, inteso come il nostro domani tecnologico, quel coacervo di predizioni e sogni riguardo ciò che la tecnologia farà per noi, che da sempre gli stessi scienziati raccontano attraverso scrittori, giornalisti e media in genere, intervistando alcune delle persone più importanti in assoluto del momento e recandosi di persona in alcuni dei luoghi fondamentali per la storia della rete, del web. Già nella stanza iniziale si capisce quanto Herzog sia innamorato della concretezza, dell'acciaio indistruttibile, dei calcolatori di allora. Lo and Behold passa da Kevin Mitnick fino a Elon Musk e li fa parlare incalzati da domande al limite dell'assurdo. Ecco, c'è quello il divertente. Uno, scoprire un Werner Herzog dotato di un grande spirito, senso dell'umorismo, che si cimenta nel contraddittorio con queste persone, queste personalità che hanno creato appunto il web, ma l'hanno proprio creato, cioè sono stati i primi che hanno creato il linguaggio e quelli che poi l'hanno portato avanti. Ma la cosa interessante è che lo fa mai senza nessun tipo di, come posso dire, enfasi, e soprattutto smantellando tutta una serie di appunto, come ne parla l'articolo, di predizioni circa quello che sarà il nostro futuro. E ricorre spesso un esempio durante il documentario dove si dice tanti anni fa, 20-30 anni fa, quando per descrivere il futuro si descriveva come una società dove c'erano le macchine che volavano. Dice, siamo nel 2022, queste macchine che volavano ancora non ci sono, però nessuno pensava, nessuno scrittore di fantascienza, ovvero non è esatto, qualcuno lo pensava, che quello che avrebbe veramente sconvolto la nostra vita non erano le macchine che volano, ma la connessione tra di noi attraverso il web. Quindi film ottimo, ma musiche che mi hanno colpito addirittura in un contesto dove sapete bene che insomma i documentari non è che lasciano molta possibilità in genere al musicista di poter esprimere la propria creatività, anche se non è vero, perché ultimamente abbiamo moltissimi esempi che vanno in senso contrario. Ma questo Marc Degli Antoni, che ha peraltro una filmografia alle spalle decisamente importante, peraltro è stato anche ha fatto parte del cast, diciamo così, musicale del film di Paolo Sorrentino, This Must Be the Place, per dirne una, ma non è l'unica cosa che ha fatto. Insomma, e questo Marc Degli Antoni io lo seguirei, perché secondo me, nonostante insomma ha una 45 d'anni, lo vedo in rampa di lancio per quello che riguarda la musica. Lui è americano, vive appunto a Los Angeles, e quindi
presumo che nell'ambito del cinema, delle produzioni hollywoodiane, presto ne sentiremo parlare. Ma a prescindere da questa musica, andate a vedere ovviamente questo film, che trovate su Now TV o su Prime. Amazon Prime. E per concludere, il tuo invece lo si trovava, ridiciamolo anche, al cinema. Al cinema, stiamo parlando ovviamente di Amsterdam. Allora, caro Massimo, io direi che per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao a tutti!